Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ripartire e dare un segnale forte per non perdere poi quel qualcosa di normale. È tornata la classica per eccellenza per quanto riguarda la categoria juniores del ciclismo in Friuli Venezia Giulia. Come da tradizione, la seconda domenica di maggio si svolge la Coppa Dino e Diego Granzotto sul circuito di Corno di Rosazzo, con i 5 passaggi sul colle di Santa Caterina a Rosazzo e quello previsto all'ultimo giro sull'Erta di Rutars. Edizione 49 dopo lo stop dovuto alla pandemia nel 2020. Direttore organizzativo Giovanni Capanera con la supervisione del ciclismo Corno. 150 al via, 5 giri per un totale di 106 km. Come da pronostico, nei primi 4 passaggi, sotto lo striscione d'arrivo, scaramucce, ma i migliori tutti nella pancia del gruppo a controllare. Poi l'Erta di Rutars a 7 km dall'arrivo screma il plotone e i favoriti si giocano la vittoria finale. A spuntarla Giovanni Longato della Libertas Corzè, che regola in volata Marco Andreaus della Sali Stephen Omap e Marco Di Bernardo del Borgo Molino Rinascita Friuli. Quest'ultimo si consola con la maglia e titolo di campione regionale Juniores 2021. La parola agli organizzatori. Presidente, che questa edizione è andata? È andata anche bene di corse non c'erano, siamo riusciti a farla. Ecco, l'importante è una bella giornata e ricordare anche una grande persona che purtroppo non c'è più, ma che dall'alto vi tiene comunque sempre sott'occhio. Ha telecomandato tutto lui. E così è andato abbastanza bene tutto. Dai. Bene, complimenti ancora. Grazie. Noi l'assessore Libri in rappresentanza del comune di Corno di Rosazzo che quest'anno si è ripreso, no? Dove si è fermato. Ancora una volta l'organizzazione del ciclismo Corno, di tutto lo staff e dell'amministrazione comunale per portare a termine questa importante Coppa Granzotto. Buongiorno a tutti, intanto corro i saluti dall'amministrazione comunale, dal sindaco Muschioni. Giornata stupenda, una bellissima giornata, atleti in forma, complimenti al vincitore. Sicuramente questa pandemia ci porta un po' così ad avere una situazione un po' anomala, senza pubblico e soprattutto senza la Fiera dei Vini, che sarebbe stato sicuramente il simbolo di questa gara. Complimenti a chi ha organizzato, alla famiglia Granzotto, alla sezione ciclismo di Corno. Speriamo che il prossimo anno ci sia sicuramente una situazione migliore e con un pubblico numeroso, che gli atleti possano festeggiare in modo migliore. Vedete, non si è fatta la fiera, però si è mantenuto la tradizione, questa è la cosa importante, no? Purtroppo anche quest'anno niente fiere di vini di Corno, caso Covid, io comunque col presidente un buon bicchiere di vino bianco, Corno lo bevo, è obbligo bere un bicchiere. Io ho questo trofeo dei fratelli Dino e Diego Granzotto, è una cosa bellissima, un po' perché è un trofeo di ricordo di questi due ciclisti e soprattutto la figura di riferimento per me era il povero Dino, che ci ha insegnato molte cose. Ringrazio tutti i collaboratori, soprattutto Giovanni Capanera che ha organizzato questo trofeo, il ciclismo Corno, la protezione civile, il comune, ma tutta la gente che questa domenica si è prestata, ha lasciato la famiglia o altre cose per fare questo trofeo. Io spero che il prossimo anno, nel 2022, questa pandemia sarà finita, o col vaccino o non so con cosa, che qualcuno trovi qualcosa e potremo finalmente brindare assieme al 50esimo del trofeo Dino e Diego Granzotto, soprattutto quella 51esima Fiera di Corno. Cincina a tutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.